La lingua friulana protagonista di un video dell'Unione Europea. Il giovane infermiere Raffaele Pupo ha portato la sua testimonianza sull'uso della Marilenghe in corsia in occasione della giornata internazionale della lingua madre. Sentiamo. La diversità linguistica porta con sé un grande valore, anche sociale, e questo è il messaggio del video promosso dal Network to Promote Linguistic Diversity in occasione della giornata della lingua madre, istituita dall'UNESCO nel 1999 e celebrata il 21 febbraio. A testimoniarlo sono gli operatori sanitari di molte minoranze linguistiche che quotidianamente utilizzano la propria lingua madre nell'ambito della propria professione nel rapporto con i pazienti. Per la sua realizzazione il network, che tutela e promuove le lingue minoritarie regionale di tutta Europa e collabora con l'Unione Europea, ha lanciato un appello ai propri partner chiedendo appunto ad ognuno una clip con la testimonianza di un operatore sanitario. L'Arlef ha scelto Raffaele Pupo, infermiere nel reparto di medicina dell'ospedale di San Daniele del Friuli. Il 28enne, originario del Friuli Collinare, racconta quanto per lui sia importante dialogare in friulano con i pazienti perché ciò crea un rapporto di maggiore vicinanza e lo aiuta a trasformare l'ambiente ospedaliero, di per sé un po' freddo e distaccato, in qualcosa di più familiare. Un tema, quello della relazione con il paziente nella lingua del cuore e delle emozioni, che Pupo conosce molto bene, essendo stato anche oggetto della sua tesi di laurea. Il video dell'NPLD è diffuso attraverso i canali dell'Unione Europea ed è visionabile sul profilo Facebook dell'Arlef. Istituita dall'UNESCO nel 99 per promuovere la diversità linguistica, culturale e il multilinguismo, la giornata internazionale della lingua madre è in programma il 21 febbraio di ogni anno per ricordare un grave fatto di cronaca avvenuto proprio in questa giornata nel 52. 4 studenti bengalesi dell'Università di Dhaka furono uccisi per mano della polizia di quello che allora era il Pakistan orientale, mentre rivendicavano l'ufficialità della loro lingua, il bengali. Questa ricorrenza è dunque l'occasione per conoscere, riconoscere e valorizzare le lingue del nostro vivere quotidiano a scuola o al lavoro e riflettere sulla ricchezza del plurilinguismo.